Partiamo dalla fine, quando dopo oltre un'ora fitta di dialogo, fuori dalla retorica predominante che ci vuole diversi e dunque omologati anche nel sentimento più intimo qual è il dolore, uno studente si avvicina al palco per parlare vis-à-vis con Gino Cecchettin. È l'immagine più forte che riassume il valore della mattinata intensa al Centro Culturale di Longarone. In platea studentesse e studenti dell'Alberghiero e dell'ENAIP con i loro insegnanti per il primo dei 4 eventi organizzati dal Comune di Longarone e dalla Fraternita di Misericordia contro la violenza di genere. Voglio farle vivere Giulia, e come posso fare? Giulia fisicamente non c'è più, ma posso farle vivere con i racconti, con gli aneddoti che me ne ha fatti vivere tantissimi. Fondamentale l'alleanza scuola-famiglia, lavorare con voi per promuovere l'educazione all'amore, non semplicemente alla sessualità, dirà poco prima dal palco il sindaco Roberto Padrin, introdotto da Giorgia Segato, che con maestria di pana intesse la conversazione con gli studenti che in queste settimane hanno raccolto e inviato le loro domande a Gino Cecchettin. Ho visto molte domande inerenti a Filippo. È un nome che io non ho paura a nominare. E chi era, com'era, e capisco anche il perché di queste domande, perché si vuole identificare, al di là della storia tragica, chi è il profilo di un omicida. E Filippo, afferma Gino Cecchettin, avrebbe dovuto capire che il no di Giulia non era la fine di tutto, perché oggi sarebbero entrambi qui felici. Il papà di Giulia nel dolore vive sua figlia, demonizzando quello stesso dolore va avanti per sé e per la sua famiglia. Io mi ispiro a Giulia che aveva fatto, diciamo, dell'altruismo e della felicità, della positività uno stile di vita in modo naturale, perché lei era così, e ispirandomi a lei cerco di portare una parola buona. Ecco, io non ho soluzioni, ma magari mi pongo tante domande, ma magari in quelle domande qualcuno rivede qualcosa e riesce anche a fare qualche considerazione. Durante l'incontro c'è tempo e modo per parlare della promozione dell'attenzione verso l'altro, ma anche del patriarcato che domina la nostra società, eppure dell'uso dei social, trappole che ti catturano, spiega Gino Cecchettin, che esorta la platea a non farsi fagocitare dalla tecnologia che allontana dalla vita reale. Come famiglia, fino all'ultimo dei nostri giorni, vivremo con il dolore, ma cercherò di dare anche un minimo di felicità alla mia famiglia, quindi Davide ed Elena potranno in qualche modo godersi la vita con un po' di felicità, sempre riportando Giulia nel cuore, che era una ragazza felice, e quindi ecco, cerchiamo di far sì che da questa tragedia nasca qualcosa di positivo per poter anche sorridere.